bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano. Allora ragazzi siamo su Eurotrack e ragazzi ci sono un po' di città in più. Ho scaricato una mappa che praticamente mi ha aggiunto una settantina di città in più. Le merci vere, quindi le marche vere tipo Eni e robe così. E niente, guarda, quindi adesso siamo pronti a esplorare non solo l'Europa ma anche il Nord Africa, qua la Grecia, l'Italia, che infatti partiamo da Venezia, ragazzi, anche se chiaramente non è fatta come Venezia, però comunque è bella, la Spagna, Portogallo, Danimarca, più città in Germania, tutto così, insomma, ragazzi, una figata incredibile. Niente, raga, andiamo. Tappa di oggi è Venezia. Venezia Linz, pianabili ribassati. Ok, quello che dobbiamo portare, il compenso 20.000. Andemus, ragazzi, andemus. Perfetto. Aspetta, devo far vedere una cosa, ragazzi. Queste sono tutte le offerte di lavoro, chiaramente, no, chiaramente non ho esplorato ancora le altre città, quindi per esempio non posso ancora accettare un lavoro in Croazia, Albania, così appena, per esempio ho fatto Verona Venezia proprio per sbloccare Venezia e avevo un paio di lavori. Andiamo. Adesso chiaramente hanno detto che ci saranno metteranno altre città, sud Italia, robe così, poi mi ricordo che su Eurotrack 1 c'era anche addirittura gli Stati Uniti, quindi che prendevi l'aereo, quindi speriamo che possano cioè, vedere che gli Stati Uniti non sarebbe male. Andiamo. Buono. Ok. E andiamo da Venice, sì, 508 km, devo fare benzina con un'autonomia di 266 km, quindi non tantissimo, oddio. Ho sbagliato corsia, ma va bene. Adesso devo fare benzina assolutamente, perché sennò... Gira, 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 gira. Ok. Buono. Andiamo, andiamo, andiamo a lavorare. Parapappa, 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 papà. Avevo paura di non poter cominciare una nuova, cioè la stessa partita con questa mappa, invece fortunatamente non serviva ricominciare una partita nuova per avere tutte le città. Venezia. Ok, ok. Semaforus verde. Ancora Trieste. E noi andiamo per Trieste. Guarda qua ci sono anche, ecco, ci sono i distributori veri, nuove chicche sulle strade, robe così. Ok, sono le 21:54. Salutiamo Venezia. E questo diciamo che sarebbe il ponte della libertà, diciamo così, perché comunque le carreggiate con la laguna sia a destra che a sinistra, teoricamente è il ponte della libertà. Anche se non puoi fare i 110 all'ora. Sono bravi però a fare ste mappe, veramente. Palame. Scusate ragazzi, momento di panico. Adesso dobbiamo girare subito a destra. Direzione Trieste-Udine. Tac, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc. Trieste-Udine. Di là invece c'è Padova e Verona. Ok. Siamo al casello. Bisogna fare benza però, fino alla benza. Siamo solo 237 km di autonomia.
Non tanti, onestamente. Casello, casello. Oh, grazie. Ok. Buono, adesso, vabbè, riposati, ci siamo riposati. Infatti il prossimo sosta di riposo tra 9 ore, molto bene. Ok, perfetto. Ci sono veramente tantissime città, ma poi chiaro non sono fatte, cioè nel senso, sono fatte un po' così chiaramente, però l'idea è molto bella, cioè io spero che magari, da quello che ho capito anche, guarda, che con le marche originali, io, c'è addirittura gli autogrill che ho scritto autogrill, cioè tutte chicche bellissime. Il discorso è che io spero magari nelle città come Danimarca così ci sia magari c'è il terreno un po' diverso, per esempio da quello che ho capito in Africa ci sono le torri, ci sono le piramidi, tipo robe così, infatti sono proprio curioso di vedere, ce le becchiamo insieme, mi è proprio tornata una voglia clamorosa di giocare a Eurotrack. Forse la sosta e ce l'ho di là. Ecco, Friuli Venezia Giulia per esempio col logo, cioè sono chicche ragazzi, cioè che per uno come, cioè io che amo ste robe, cioè veramente mi esalto. Andiamo a fare benza, andiamo a fare benza. Benzinas, benzinas. E di qua c'è la Kuwait, cioè ragazzi, che. Ok, carichiamo. Vai, 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 vai. Ok, perfetto. Molto bene. Benzina fatta. Vai, passa, 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 stupida. Ok, buono. Adesso teoricamente non sarà autostrada, quindi saranno stradine di montagna, secondo me staremo a vedere. La settimana prossima inizia anche Formula 1, inizia il mondiale, non vedo l'ora, cazzo. Quest'anno i bibitari sono in difficoltà nei test, sto godendo come un leprottino in calore e si gode, e si gode, e si gode. Pa para pa 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 pa. Ok. Ok, andare per Udine e Villac. Boh, ma stavo anche sbagliando molto bene. Vai, 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 sorpassiamolo, vai che lo sorpassiamo. Vai, vai come, vai come, vai come. Beh. Ok. Si vede un cazzo, non si vede. Villac. Molto bene, siamo ormai in pista, nel senso siamo in direzione Linz. Ecco, veramente, se fosse a neve. Le stagioni, poi 3 mesi, gennaio, febbraio, marzo, ecco, con quello, se ci fosse una moto del genere, ciao. Cioè, sarebbe proprio il godimento lento, là, e là. Comunque, ragazzi, questo gioco va giocato col volante, cioè, veramente. Quando lo giocavo con la tastiera, c'è veramente una merda, cioè, se ti sembra veramente essere su un camion, cazzo, a godere. 90 km, andiamo dritti.
sono lavori qua, attenzione. Lavori in corso? Oh merda. Ok. Devo ottenere la visuale, però se no vedo un cazzo. Ecco là, autogrill ragazzi a destra. Villacco 98, Clan Forte 127. Non si vede un capellone, non si vede. Buono. Occhio come si sorpassi i pazzi. Guarda che bello qua. Cioè, così è molto più bello il gioco, c'è poco da fare. Next stop. Next stop Lenzio. No, sono un coglione, ecco. Come cominciare bene la cosa con 600 euro di multa? Puttana troia. Lo sta detto da qua le cose che ci sono più limitazioni, ancora più limitazioni rispetto al gioco base con queste mod. E per me, che sapete che sono famoso per prendere 2000 multe al secondo, non è il massimo. Mancano 382 km. Ok raga, ne mancano 228 km, siamo proprio in direzione Linz. Abbiamo lasciato l'autostrada e siamo nelle stradine, quelle tortuose, di montagna. Sono le 2:25. Finché non ci sono macchine, però devo tenere gli abbaglianti perché non vedo un cazzo. Montagna pura. Ok. Vedo col volante, è una figata ragazzi, devastante. Guarda che stradine! Sarà lunghetta, eh. Però ci divertiamo anche di più. Che così non diamo fastidio alle altre macchine. Bravo come, dai. Che si vede veramente. Guarda che roba di là! Guarda che roba di là! Madunina del signor. Devo rallentare un po' perché sennò veramente andiamo a sbattere. Questi tornantoni. Alta montagna ragazzi. Mamma mia, ci stanno a malapena due camion. Mani fisce sul volante ragazzi. Ok. Concentration massimale ragazzi per non andare a sbattere. Questo va bello piano.
Sei pure andare in montagna, sta a casa tua. Sempre bastarda la Lizza, scusate, che porta a Linz. Mamma mia, che stradile di merda! Noi stiamo affrontando bene per il momento. Devo superare sta macchina, che solo che superare qua di notte vuol dire ammazzarsi. Guarda che lenta che va. Mancano 149 km. Viva il camioncin! Viva il camioncin! Viva il camioncin! Viva il camioncin! Mamma mia, ho visto di là la zona che ce l'ha, è veramente ad alta tensione, eh? Torna Antonio Besi. Andiamo a Linz. Parap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 a. Parapapapapapapa. Andiamo a Linz. Mamma mia, quasi veramente dura. Ah. Occhio! Mamma mia, che strade. Certo che chi guida veramente i camion in montagna è un figo della Madonna, c'è poco da fare, eh. Allora, questo va a 2 all'ora, No, non posso superare purtroppo. Troppo pericoloso. Ai ai ai, dai che ormai è andata. Dai, gira di là. Tanto devono girare tutti. Sono le 4 del mattino, dai, è già più chiaro, per fortuna. Ma che stradine, ragazzi. Che stradine. Che bello, però eccola qua. La montagna all'alba è bellissima. Oh, dai, che ormai il peggio è superato. Dai, mancano 100 km, ci siamo. Dobbiamo girare a sinistra. Prima andiamo dritti direzione Linz-Salisburgo. Però sono divertenti, le stradine così sono divertenti. Se fosse la neve sarei al top del top, la la. Ok, direzione Linz. Molto bene. Dai che ormai ci siamo ragazzi. Purtroppo ho fatto la stronzata delle stronzate. Sono andato a sbattere, non ho frenato in tempo sul pedaggio là e ho fatto 3% di danni alla merce. Guarda, ma perché dovreste robe? Cioè, ma perché? Come? Guarda, meno male che non stavo registrando. Guarda, perché mi è venuto giù un bestemmione in austriaco antico, Dio santo. Vabbè. Tramonto austriaco con bestemmione incorporato. Fanculo va. Occhio.
Dai che ci siamo, però vedi, non fare lavoro eccellente, mi sta sui baroni per una deficientata del genere. Vabbè, come dai. Comunque il nostro camioncino ha già 14.000 km, eh? È già un camioncino bello usurato. Insomma, usurato. Per un camion non è un cazzo, però... Papparapappa, pappa. Che bella la nostra Linz, che bella, che bella. Adesso devo cercare però di andare su città non esplorate così da aumentare la mappa perché la dobbiamo aumentare. Ok. Dai che ci siamo. A Linz ci siamo già stati, mi ricordo, forse anche più di una volta. Linz, Linz. Dai, superiamo sto stronzo. Buono. E dai che ci siamo, e dai che ci siamo, e dai che ci siamo. Viaggio bellissimo, a parte quella cagata che ho fatto al pedaggio, peccato. Dai, dai. Devo andare di qua. Dobbiamo andare di qua, dobbiamo andare di qua. Quando ho provato la mod, sono riuscito a fare sempre delle manovre perfette. Vediamo adesso che sto registrando. Sono proprio curioso. Ok, allora. Che bello il nostro Scania griffato come. Allora, ok. Mettiamoci per così. Ok. Vai, 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 entra. Ce la dobbiamo fare come... Ce la possiamo fare. Dai, come, dai, cazzo. Bravo. Buttati per così. Ok. Perfetto. Pa, pa, pa. Ottimo lavoro purtroppo perché ho fatto il tamponamento. Buono ragazzi. 19.000 euro e si va su. Ok. Buono raga. Prima tappa con la nuova mappa è andata. Non vedo l'ora di fare la seconda, me la registro subito. Un saluto dal commendatore veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.